Buonasera cari telespettatori, grazie per aver scelto di restare sempre in compagnia della famiglia del gruppo editoriale TV7. Spero di non rompere troppo le scatole perché alla fine mi accorgo di essere sempre ad invadere il vostro salotto di casa. Io vi immagino lì, insomma, mentre state preparando la cena o indaffarati dalle cose, ma caspita, ma c'è sempre questo qua. Sì, c'è sempre questo qua perché vogliamo informarvi e vogliamo cercare di capire insieme ai nostri ospiti che cosa sta succedendo e quello che insomma forse potrà anche succedere più in là, perché qui la bomba è scoppiata ed è scoppiata stranamente un po' in ritardo, mi viene da dire. Questa sera approfondiremo questo mio dubbio e iniziamo a farlo con chi? Ospite del nostro gruppo editoriale TV7, Mattia Donadel, Comitato Opzione Zero. Benvenuto dai Reporter per te. Grazie, Ieri abbiamo buonasera. avuto Silvia al telefono, se non sbaglio, giusto? Lisa, sì. Lisa, perdonami, io con i nomi sono una frana. Abbiamo avuto la Lisa e lei era felicissima. Iniziamo a capire perché, insomma, qui un sacco di arresti. Io non voglio ripetere ciò che ormai state sentendo da 2 giorni, le cifre, i perché, i per come. Ormai si sa, è uscito tutto. Io vorrei capire i ritardi e soprattutto quello che ancora, secondo me, deve emergere. Prego, Mattia, che cos'è innanzitutto Comitato Opzione Zero? Perché per chi non vi dovesse conoscere... Certo, ci presentiamo in 2 parole. Il Comitato Opzione Zero nasce ancora più di 12 anni fa sulla questione dell'autostrada Orte Mestre, detta anche Romea Commerciale. Noi siamo un comitato che opera nella Riviera del Brenta e abbiamo a che fare appunto con la Orte Mestre, ma anche con Veneto City, con il polo logistico di Dogaletto e anche con la camionabile che dovrebbe collegare Padova con Venezia lungo l'argine sud della ex idrovia. Insomma, qua ci siamo, no? La tematica è questa. Grandi opere del Veneto, certo. E poi vediamo anche come vengono realizzate queste grandi opere. Io ho conosciuto appunto Mattia, ricordo quando facevi parte dei CAT, dico bene? Il nostro comitato faceva parte del coordinamento CAT. Esatto, sì. Mi ricordo proprio, e ho mandato l'immagine, questo è Veneto City, il grande progetto. Mi tirano le orecchie da parte della regia, il nostro Giuseppe che è ligio al dovere, mi dice ricorda le telefonate. Io ricordo a tutti voi che siete ospiti tranquillamente telefonicamente di iReporter per te, quindi 049 80 777 57. Fate domande, dite la vostra, fateci capire quello che state vivendo, perché io sono di qua, insomma, della barricata, la vivo in una maniera personale, chissà il pubblico da casa, e se hanno le idee chiare. Ho sentito varie interviste tra la gente realizzate dai miei colleghi e la gente diceva no, ma non siamo preoccupati per quanto riguarda, insomma, Padova non è toccata, è un altro mondo, quello è Venezia, questo è Padova. Ma no, assolutamente non è così. Le agenzie di consulenza che stanno saltando in questi giorni sono proprio qui di Padova, erano le stesse dell'amministrazione locale. Ma la gente forse o non è informata, non voglio adesso fare che saccente quello lì, ma voglio far capire che qui è un'esplosione pazzesca, ce lo siamo detti poc'anzi, giusto? Sì, sì. La base era Venezia. La base era Venezia ed era il consorzio Venezia Nuova che è il concessionario unico per la costruzione del Mose. Lì questo consorzio Venezia Nuova che ha ricevuto e riceve tuttora miliardi di euro, parliamo di quasi 6 miliardi di euro dallo Stato direttamente, poi li stornava direttamente, senza gare, senza niente, alle varie ditte, tra cui per esempio quella che è finita sotto inchiesta, quella grossa, la Mantovani, che tra l'altro è di Padova. Però su questo hanno costruito proprio un sistema, io direi malavitoso, insomma, che abbiamo visto ha corrotto non solo appunto il mondo dell'imprenditoria, ma anche il mondo della politica, della giustizia, perché dentro è finito anche un giudice della Corte dei Conti, delle forze dell'ordine, insomma veramente un sistema generale della finanza. Esatto, quindi questo magistrato delle acque. Magistrati delle acque, insomma studi tecnici, di tutto e di più. E quindi questo è un vero e proprio sistema corruttivo, che noi denunciamo, noi come comitato, ma insieme all'associazione ambientalista e agli altri comitati del Veneto da tanti anni, e siamo rimasti inascoltati, ma noi che in qualche maniera lottiamo contro queste grandi opere, che abbiamo fatto inchiesta, che abbiamo scoperto quali sono gli intrecci, gli assetti societari, avevamo già capito. Ma perché gli ambientalisti sono dei rompiscatole alla fine? Che noia, dite sempre le stesse cose da anni, gli animali, l'ambiente.
Però non è solo una salta questione fuori di che avete ambiente. ragione. Esatto. Salta fuori che avete ragione. Ah, ma sta a vedere che non erano poi così tanto rompiscatole, forse erano da ascoltare. Forse questi ragazzi che hanno fatto un sacco di battaglie con magari gli striscioni, con i fischietti, cose che per la gente magari comune è un fastidio, lottavano alla fin fine per cose che sono di tutti noi. Io sto mostrando, come hai notato, La pedemontana. esatto, varie immagini di ciò che sono le grandi opere in Veneto, e poi vediamo se riesco anche, mentre tu Ma io parli. posso Vai, elencare, vai. allora parliamo di autostrade, ne Quello sono che previste possiamo spaziare questa sera. Un sacco, allora la E vi pedemontana... ricordo, perdonami, dopo Sì. sto zitto, che avremo anche Renzo Mazzaro, quindi giornalista e scrittore del gruppo Espresso Repubblica. Anche lui aveva anticipato un sacco di tempo prima lo scoperchiamento del vaso di Pandora, quindi con il suo libro I padroni del Veneto, tutto questo magheggio, questo malaffare malavitoso. Descritto benissimo in quel libro di Renzo Mazzaro, davvero tutto il sistema Veneto che ha fondato le sue radici, va detto insomma anche in un sistema politico, cioè che è stato quello dell'impero Galan e poi preso in mano da Zaia, ma con la complicità anche di una parte consistente dell'opposizione. Per continuare a fare nomi e cognomi parliamo del PD, insomma comunque di buona parte del PD. Quindi c'è anche una trasversalità proprio in questo sistema corruttivo. Ma per tornare alla questione delle grandi opere, dicevamo, il Mose è dove hanno costruito, diciamo, tutto il sistema, ma poi ci sono tutti gli altri progetti che sono stati realizzati o che sono in progetto. Parliamo del passante di Mestre, della pedemontana, delle nuove autostrade che vogliono fare, a cominciare dalla Romea Commerciale, dalla Nogara Mare, dalla Valdastico Sud, dalla Valdastico Nord, la nuova Valsugana, una pioggia di progetti, di autostrade e poi di insediamenti. Io ho avuto la fidanzata di Piovene Rocchette, abitava a Piovene Rocchette, e quindi io questa cosa della Valdastico l'ho vissuta e ne parlavo proprio con colleghi, mi dicevano no, ma quella, la Valdastico non viene considerata. Ma come no? Caspita ragazzi, guardate che lì ci sono chilometri e chilometri anche lì di cemento ancora da fare, da progettare, da disfare. Quella sud era stata realizzata e adesso c'era da concludersi. Sì, la questione è appunto questa, che con questi grossi progetti, con il sistema del project financing, con il fatto che sono opere che vengono messe in legge obiettivo e che hanno procedure speciali, i controlli vengono a mancare, comunque c'è una grande discrezionalità. Per esempio parliamo del passante della pedemontana, il commissario che è stato nominato e che era Silvano Vernizzi, che effettivamente manca l'appello degli indagati eccetera, ma insomma penso sarà questione di tempo, ha fatto tutta una serie di procedure agevolate come dire, sul passante, dando praticamente a una stazione appaltante che poi ha fatto tutta una serie di subappalti. E il risultato qual è stato? Che per esempio in quel caso la lievitazione dei costi, per cui da 750 milioni si è passato a 1,4 miliardi. Allora i cittadini devono capire che questi soldi, voglio dire, noi li paghiamo noi, li paghiamo in termini di tagli ai servizi essenziali. Io ricordo ad esempio che il Mose era partito come diciamo idea economica di spesa con 3 miliardi e ora attualmente siamo intorno ai 6 miliardi. A oltre 6 miliardi. Di euro, stiamo parlando, miliardi di euro, non di lire, non di vecchie lire. Ci fu anche, ricordo, più in là uno stop a 5 miliardi da parte di Baita, ma poi abbiamo visto che dopo l'arresto comunque ancora... E la cosa da ricordare è che poi queste strutture avranno bisogno comunque di manutenzione, giusto? A Venezia, il Mose, ricordiamolo, è dentro l'acqua, quindi acqua, mare, sale, e quindi ogni volta tutte queste paratie dovranno essere estratte, ripulite, rimesse a posto, con il cambio della paratia logicamente, quindi la sostituzione e così via. Diventa la fabbrica del Duomo, anzi se è assicurata questa cosa. Certo, esattamente. Allora sul Mose intanto va detto una cosa che forse non tutti sanno, che non c'è ancora un progetto esecutivo definitivo, si va avanti per stralci, che significa che non sanno ancora esattamente se funzionerà o meno il sistema del Mose, ma la cosa che va detta, tanti appunto sostengono, vabbè, ormai è completato il 90%, finiamolo. Sì, però è vero quello che dici tu, Emiliano, che poi questa sarà una macchina comunque mangia soldi perché avrà un costo manutentivo enorme che continuerà a sottrarre risorse importanti che in questo caso potrebbero essere destinate invece alla città di Venezia, che ha bisogno di manutenzioni e di ristrutturazioni continue, perché sappiamo qual è la caratteristica di Venezia. Ma è proprio questa la caratteristica delle grandi opere, di drenare
milioni, miliardi di euro nelle tasche dei soliti noti e di sottrarli come invece alle dicevo cose che appunto servono. ieri, mangiano la torta soltanto i soliti e il cittadino paga. Allora, come potete aver notato, io ho inserito la fotografia di Sergio Berlato, deputato al Parlamento europeo per Fratelli d'Italia. Buonasera Berlato, mi sente? Deputato, mi sente? Non mi sento, ho creato tutto questo tappetino di immagine e poi il nostro Giuseppe adesso dovrà richiamare al volo cortesemente il nostro ospite. Vediamo un attimo di ripristinare la linea, datemi il tempo di chiudere quindi qua con tutta la nostra tecnologia, vedete tutto in tempo reale. A volte si chiedono, ma non gliene frega niente al conduttore, vedi? I suoi ospiti parlano e lui si fa gli affari suoi. In realtà no, sto facendo regia, sto creando tutto ciò che voi vedete e quindi perdonatemi se non guardo l'ospite e sembra che sono distratto. Quindi dicevo, Giuseppe richiama cortesemente il deputato Berlato perché, dice un deputato, come mai? Poi di Fratelli d'Italia, cosa c'entra? C'entra perché questo deputato aveva già denunciato, così come altre persone, aveva già dato alla magistratura i fascicoli in mano di ciò che sapeva, di questo magna magna, perdonatemi se ogni tanto utilizzo dei termini molto popolari, però è così alla fine, quindi attendo un attimo che ripristino la linea, il nostro regista, eccolo qua, datemi il tempo, vediamo se funziona. Pronto? Mi sente, deputato? Sì, la sento forte. Eccolo qua, buonasera. Allora, io rimetto la sua immagine in onda e ho già ormai spiegato i perché e per come della telefonica con lei, la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ma come mai nessuno, mi viene da chiederle, scioccamente l'ha presa in considerazione? Lei aveva già dato in mano a chi di dovere i fascicoli, le informazioni, già si sapeva, eppure la bomba scoppia soltanto in questi giorni. A lei la parola, deputato. Beh, io ho denunciato il sistema del malaffare esistente non solo in Veneto, ma anche in altre regioni del nord Italia, anche in Lombardia. L'ho denunciato ancora qualche anno fa e ho portato agli inquirenti una corposa documentazione che mi era stata consegnata da numerosi imprenditori sia veneto che lombardi che chiedevano unicamente di poter lavorare, chiedevano come mai per far lavorare i loro operai erano costretti a prendere lavori ovunque tranne che in queste regioni dove il sistema sembrava bloccato. Io ho fatto loro da megafono, mi sono preso l'impegno di contribuire a fare chiarezza su questo sistema del malaffare che purtroppo coinvolge esponenti politici sia di centrodestra che di centrosinistra e che sono accomunati, pur avendo un'appartenenza politica diversa, sono accomunati dall'appartenenza al sistema del malaffare. Quello che emerge adesso sia per quanto riguarda l'Expo di Milano che per quanto riguarda il Mose di Venezia, credo sia la punta dell'iceberg o una parte della punta dell'iceberg, perché credo che la Tangentopoli 2, così come viene adesso definita, è per dimensioni e per gravità sicuramente molto peggiore rispetto alla Tangentopoli del 92, perché non è ancora stato portato alla luce il sistema del malaffare nella sanità, partendo dal Veneto, nel sistema del project financing, delle opere fatte con la motivazione della somma urgenza, spesso affidate senza gare. Quindi io credo che siamo solo all'inizio e che nelle prossime settimane vedremo gli sviluppi dell'indagine. Questo è sconvolgente. Perché è sconvolgente? Perché sembrerà come al solito demagogia, ma noi paghiamo e qualcuno invece, dicevamo, si spartisce la fetta, la torta. E qui c'è gente che si è creata proprio uno stipendio, è emerso dai giornali, è emerso dalle carte, non lo sto inventando io. E mi chiedo, come mai lei, deputato, sapeva tutto e non è stato ascoltato? Ripeto la domanda che ho fatto inizialmente e vedo che sa anche dell'altro. E come mai con tutta calma si prendono insomma le misure politiche o non politiche per far esplodere queste bombe? Guardi, io ero consapevole, quando ho denunciato il sistema del malaffare, ero consapevole dei rischi che correvo, del resto era un mio dovere farlo, io da deputato al Parlamento Europeo
non avevo il diritto, ma avevo il dovere di portare agli inquirenti delle ipotesi di reato che erano contenuti in questa documentazione che mi è stata consegnata dagli imprenditori. Io sapevo quello che rischiavo, non solo in termini politici, perché poi è successo, la minaccia più simpatica che mi è stata rivolta è che non sarei più stato ricandidato, pur essendo io un parlamentare tra i più attivi al Parlamento europeo, alla terza legislatura, eletto con un elevato numero di preferenze, 90% di presenza in Parlamento e in votazione. Nonostante questo sono stato poi all'ultimo momento estromesso dalla lista di Forza Italia. Io ero stato eletto per 2 legislature in Alleanza Nazionale e poi la terza nel 2009 sono stato eletto in quota Sì. Alleanza Nazionale del Popolo della Libertà, che poi ha cambiato nome in Forza Italia. Ebbene, Sì. allora io sono stato estromesso all'ultimo momento dalla lista con la motivazione che le mie denunce avrebbero compromesso l'immagine del partito. Ma deputato, viene facile tirare un po' le somme, le file, nel senso che qui c'è dentro, quindi noi, ripeto, siamo sempre non forcaioli, però insomma lasciamo anche il tempo alla magistratura e alle Camere, insomma, di opinare su qualcuno che ben sappiamo, sto parlando di Galan, e sappiamo bene in che partito apparteneva Galan, e quindi è logico che lei rompeva le scatole con queste accuse, con queste cose. Ma io non ho denunciato persone, io pur conoscendo i nomi di alcuni di questi sospettati, io ho denunciato il sistema del malaffare, perché io di mestiere non faccio il procuratore della Repubblica, neanche il finanziere, neanche il carabiniere. Io ho portato della documentazione che attestava, se confermata nella sua veridicità, attestava l'esistenza di questo sistema del malaffare che non riguarda solo alcune opere, ma la stragrande maggioranza delle opere pubbliche costruite in particolar modo in Veneto negli ultimi 10-12 anni. E l'ho fatto perché tenevo giusto garantire ai cittadini il diritto di sapere se i loro soldi che hanno pagato in tasse venivano utilizzati per garantire servizi di pubblica utilità o se venivano utilizzati per garantire l'arricchimento di pochi soggetti privati con la connivenza di alcuni politici, trasversalmente i partiti, corrotti e ladri. Semplicemente questo era mio dovere farlo. Eppure io che ho denunciato il malaffare, sono stato, l'ironia della sorte, sono stato estromesso per richiesta oppure per ricatto, non lo so, questo è tutto da vedere, da parte di alcuni esponenti politici, particolarmente veneti, alcuni dei quali me li ritrovo adesso nella lista di coloro che sono stati arrestati. Quindi Berlusconi e il cerchio tragico che lo attornia ha deciso di ascoltare questi e di buttare fuori dal partito me e tenere nel partito alcuni soggetti che adesso risultano nell'elenco degli arrestati, non degli indagati, degli arrestati. Questo doveva far riflettere Berlusconi e i componenti del cerchio magico, anzi tragico, che hanno deciso di estromettermi. Io ho denunciato il malaffare e sono stato punito io per aver denunciato il malaffare e premiati coloro che può darsi che, se si confermano le tesi accusatorie, saranno i malfattori. Quindi è una cosa alquanto singolare. Cosa ne pensa lei? Che mi sento a piedi proprio pari in Italia. Mi viene proprio da dire questa cosa, cioè questo è proprio uno, se arriva nel nostro paese e sente queste cose, queste dichiarazioni e vede quello che sta emergendo, dice è vero, ecco, sono in Italia, e senza riconoscere magari i monumenti o il bel mare o tutto quello che in realtà dovrebbe contraddistinguerci nei confronti del mondo. Con queste dichiarazioni e con questo modo di fare della politica italiana uno capisce di essere nel nostro paese, e a me dispiace che appunto la verità poi venga pagata a caro prezzo. Ma non bisogna aver paura di combattere per fare emergere la verità. Guardi che uno che combatte queste battaglie deve mettere in preventivo anche quando uno va in battaglia, va in guerra. Lei deve mettere in preventivo che può essere ferito o anche ucciso. Ma certo. Ma se uno per paura di, ma certo. se uno per paura di essere ferito preferisce girarsi dall'altra parte, perché guardi che molti altri miei colleghi erano a conoscenza delle cose che conoscevo io, ma altri non lo metto in dubbio, avranno fatto la scelta più comoda,
ma perché sapevano che se si fossero uniti a me a denunciare il malaffare avrebbero corso gli stessi rischi che sto correndo io, Certo. che non sono solo di natura politica. Allora, il problema è in questi termini: altri hanno deciso di fare la scelta più comoda, che è quella, e l'avranno fatta o perché sono conniventi con il sistema o semplicemente perché sono dei codardi, e allora hanno fatto in modo da dire faccio finta di non vedere. Ma se tutti facciamo finta di non vedere, che futuro lasciamo ai nostri figli? Un futuro di macerie o di corruzione, o costringiamo i nostri figli, se hanno voglia di investire nel loro futuro, a prostituirsi per avere un posto di lavoro o a prostituirsi per poter avere una regalia o un vantaggio? Io non credo che sia questo il futuro che dobbiamo garantire ai nostri figli. Deputato, io fare la battaglia. la ringrazio per quello che ci ha regalato, grazie per l'entusiasmo con cui insomma lei si impegna in queste lotte. La devo congedare perché essendo un'emittente privata viviamo di pubblicità. Grazie per la sua disponibilità e le sue dichiarazioni. Grazie a voi. Buona serata. Sono rimasto senza parole, è una delle rare volte che riesco cioè che rimango zitto. Signori, ripeto, 049 80 777 57, diteci la vostra, fate domande, fate come ha fatto il deputato, ditela la vostra, non chiudiamoci o voltiamoci. Dopo la pubblicità continuiamo a capire su queste grandi opere insieme a Mattia Donadella.